Buongiorno Italia, no? Siamo passati così dal disfacimento delle tende a qua perché avevo riempito la memoria della fotocamera, il computer era nel camper vecchio, eccetera, eccetera, e quindi niente, ho fermato lì. Mi sono comunque praticamente fermato in ogni caso a smontare l'Alcantara perché grondavo di sudore, ero stanchissimo. Adesso è mattina, sono qui nella casa vecchia, quindi appunto per un mese non sarò più full timer, starò tipo da mia nonna, dall'Alessia, vediamo. Perché per il camper qui non ho un posto all'ombra e quindi la media dei gradi all'interno è di 40 gradi. E a parte i 40 gradi, allora stamattina passo nei Singani a vedere il mio camper nuovo e sì, ho il telefono che suona di continuo, migliaia di messaggi e soprattutto di gente che vuole vedere il camper vecchio. E oggi ne ho due persone, però il pomeriggio, e dopo dovrei averne anche domani e la prossima settimana, insomma. Speriamo, dai, cioè speriamo, così mi prendo il frigo che voglio e i pannelli che voglio e il regolatore di carica che voglio. Aspetta perché si sto guardando un po' stroccio perché mi sono messo di lato, no? Aspetta perché ecco, se no andavo in silhouette in controluce. E l'obiettivo è qua, e il monitorino è là e quindi mi incasino un po'. Oh, guarda qua, so che è un dettaglio tecnico, non a tutti interessa, occhio. Vedi? Forse non so se vedi lo small rig per la fotocamera. No, forse non si riesce a vedere bene, vediamo di qua. Vediamo di qua, come lo vedi di qua, fammi vedere, ecco sì, già meglio, vedi è la sua gabbietta, così puoi attaccarsi il microfono e attaccarla soprattutto sotto dove vuoi, no? Magari hai dei cavalletti, preferisci tenerlo in questo caso più avanti, no? Per il discorso del bilanciamento del peso, eccetera, eccetera, e si va da Dio. Dovrebbe arrivarmi anche lo stabilizzatore, speriamo oggi che è venerdì, altrimenti purtroppo si salta la prossima settimana. E minchia ragazzo, io ho anche due camper fuori, guarda. Speriamo, cazzo culo. No, speriamo che non grandini, hai capito? Vento, aria, cioè pioggia, chi se ne frega della pioggia. Vero CP? Porca miseria. Fammi vedere. Boia. Boia culo. Minchia. Minchia, ho rischiato di brutto, ero andato via col gradino aperto. Cazzo, ho anche fatto sto parcheggio qua, tazzi, che è andato a filo. Vabbè, io adesso devo trovare l'Alessia, c'ho il camper, vedi, sono venuto via con questo perché così sui parcheggi, cioè lui ci sta, gli altri no. Ok, ci siamo arrivati anche allo stabilizzatore, perfetto, quindi puoi immaginare io voglia che ho adesso di fare il camper. Vabbè, devo, dovrò pulire il bagno intanto. Mamma mia Italia, che affa. Allora ti spiego come sto andando avanti a step. Allora hai visto nella puntata precedente o comunque nella parte precedente, ho tolto via tutta ho tolto via fino a quando avevo voglia l'Alcantara e le tendine, mi manca ancora qualche tendina. Adesso sto passando a lubrificare, vedi, tutte le giunture con il VD40 che è uno Svitol, ok? E così non cigola più niente. Tu mi dirai perché fai queste cose invece di andare avanti con altre cose più importanti, la pulizia eccetera. È perché comunque coli, cioè anche se gli metti lo Scottex dietro eccetera, comunque quando pulisci i coli e quando pulisci col VD40 o con uno Svitol viene giù un po' di nero, no, dalle giunture, quindi prima questi tipi di lavoretti e poi andrò avanti con le pulizie. Insomma, adesso sto buttando fuori più roba possibile, anzi tutto quello che c'è, in modo da poter proseguire con le pulizie. Cioè, guarda in che condizioni è il gas, guarda se è il caso di vendere un camper col gas in queste condizioni, guarda che roba. Vabbè, comunque svitolo anche qua le giunture e sto chiudendo anche tutte le vitine di tutti gli armadi, di tutto quanto, quindi le sto controllando che siano tutte chiuse bene. Poi sto regolando tutti i braccetti, vedi, del letto elettrico, no, del motore che cigolavano. Nel frattempo ho anche risposto a una signorina al telefono e gli ho detto no, non posso fare trading online prima mattina, dai. Allora io inizio al bagno, mano libera ragazzi, non vado avanti a fare niente. Mi sto smontando la zanzariera, dopodiché darò una passata con lo sgrassatore, questo è il bagno, ok. Il piatto qua c'era una specie di tappettino, dopo glielo farò su misura. Questa è la doccia, tutto da sgrassare, da scrostare, comunque vedi doccia separata e sono contento. Allora ragazzo, adesso vieni con me a mano libera e se senti le differenze qualitative nell'audio ma anche di volume è perché il microfono è monodirezionale, quindi da quando punta verso di me si sente bene come volume e tutto e senti così, se punti dall'altra parte senti molto meno e vabbè,
Allora, per quello che ho iniziato a pulire, allora vediamo, vabbè, per terra la parte che resta da pulire, vedi, qua ho fatto bene tutto quanto, io credo che gli darò un'altra passata e anche le pareti qua, tutto tirato un po' nuovo e vedi il bordo della doccia a sinistra lì, c'è da rifare un po' le siliconature. Diciamo, se entra acqua lì, va dentro col mobiletto ed esce giù. Ho già controllato tutto quanto, quindi problemi zero. Però comunque volevo rifare un attimo le sigillature in generale del bagno, quindi adesso sulle 2 neanche, quando saranno le 3 e qualcosa vado a prendere il silicone. Ok, c'è ancora il disastro. Allora la zanzariera l'ho pulita perché sono andato a prendere il silicone, no? Ho rifatto completamente tutto lo blocco come pulizia, vale tornato nuovo, dentro c'erano alveari, il cimici, il disastro, e la doccia dopo il passaggio col coso ripasseremo il quinto lavaggio. Dopodiché mancherà il bagno, non ti dico persino il water era sporchissimo, va bene dai, ok, lasciamo perdere. Dopo un giorno devo trovargli il fondo qui, quei cosi verdi magari li tolgo, metto un qualcosa più color legno visto che non c'è altro verde. Il bagno è una delle prime cose da fare, io ci tengo. Possibilmente anche quelle lampadine lì, a parte metterle a LED, ma togliere la parte dorata. Il tetto è quel che è, purtroppo questa è una specie di secondo isolamento per i rumori e il freddo, il caldo, va bene. Quella cosa celestina lì a destra e il piccio qua azzurro. E questi orrendissimi portaasciugamani, minchia, tanto orrendissimi. Infatti ero prima da un negozio, vendeva ferramenta grande che aveva tutte le robe del bagno in plastica, volevo prenderlo, però ho detto portasciugamani, ma non so dove va perché non avevo chiaro, no, com'era il camper. Però vedi, vetro resina da fare, senti che roba, mamma mia, da panico sto camper. Se no non vorrei bucare, queste non so come sono messe. Boh, va bene, dai, vedremo. No, qua di Bostic, insomma, cose del genere, no bucare qua. Boh ragazzo, vado avanti a montare come si chiama, la zanzariera qua. Wow, sta arrivando un temporalone molto importante, senza esserci un vento alla miseria. E vabbè dai, io intanto, beh, anche buio, stavo facendo, adesso accenderò le luci, stavo facendo tutte le sigillature, mi ha dato una mano lo zio ha fatto la doccia, io ho fatto qui per terra, perché avevo paura, ce l'ho già fatto, infatti qua è venuto un capolavoro, però della doccia non mi sono fidato, quindi ho fatto fare. Diciamo che io sarò un cazzo di pignolo psicopatico, ma deve venire assolutamente nuovo. Mi sembra bene. Mamma mia, questi qui orrendi, non voglio ricambiarli subito. Ho la doccia tirata a nuovo, da un'altra passata al piatto sotto, ma il resto, guarda le sigillature, guarda, perfette, guarda che roba, incredibile. Quella lampada lì è assolutamente da cambiare il prima possibile, che è oscena. E il resto adesso cambiamo. Oh, i rubinetti, che roba, attento. Porca puttana, guarda che ha una pressione incredibile, cazzo, mamma mia. Prese la corrente, buono. Bene, sto pulendo anche tutte le guarnizioni e tutto quanto. Fermo a porte ad altissima tecnologia. Difatti è tipo 1,5 metri da terra, guarda che roba. Più alto di così. Sto finendo ragazzo, non hai idea il water, porca puttana. Adesso sono al terzo o quarto lavaggio con lo sgrassatore, dopodiché do un'altra passatina generale, asciugo ed esco e soprattutto faccio il pavimento, quello per ultimo ovviamente. Dopodiché posso andare anche a prendere la roba nel camper vecchio e trasferirmi il camper qua. Certo, per prendere il bagno un po' mio, diciamo, ci vogliono da togliere subito quelle manigliette, vedi quelle celesti là, mamma mia, oscene. Quel portapizzi celestino lì nell'angolo, non so se lo vedi, e il tappeto per terra, perché per ora c'è, guarda, questo qua lo tengo solo per il discorso misure, che così quando prendo quello nuovo, blu, perché sarà tutto bianco, blu e legno come il vecchio bagno, basta questo glielo metto sopra e taglio i bordi, no? Giustamente gli aggiornamenti, minchia guarda che capigliatura, vabbè mi è scappata la molletta, adesso me la chiudo. Ok, allora adesso sto tornando dal Michele perché approfittiamo un attimo degli ultimi giorni in cui ha un po' più di tempo per fare le sigillature alle guarnizioni fuori delle finestre, il paraurti e tutto quanto, no?
Allora, io adesso sono davanti a un negozio di camper. Eccolo qua, in mezzo a tutti i camper nuovi da Sky. Ma comunque mio adesso è il camper da Sky. Cioè l'ho pagato poco e non è nuovo, ma teoricamente è da Sky, no? Come lavori siamo abbastanza fermi perché fino a quando non ho l'impianto elettrico qui dentro, cioè non ha senso che io mi trasferisco. Comunque adesso, vabbè, sto 2 giorni qua con Michele a fare ste robe. Dopodiché poretta l'Alessia, ok sì, sono andato a trovarla l'altro giorno, però sì, giustamente, insomma, siamo anche molto attaccati. Lei mi dice, cazzo, insomma, dai, vieni qua, sta qua, e quindi niente, andrò anche dall'Alessia. Dopodiché devo portare il camper vecchio fino a Trento, Fiera di Primiero precisamente, a farlo vedere da una ragazza. Questa mi fa, ti pago anche il viaggio, 180 euro. Ho detto, guarda, mi sembra esagerati 180 euro, cioè vediamo quant'è, ma 180 mi sembrano troppi. Comunque vabbè, e speriamo bene, perché appunto io dopo, quando vendo il camper, ho i soldini per prendermi tutta la roba come voglio io e farmi l'impianto elettrico, iniziare con l'impianto elettrico. Per il frigo sarà lunga, cioè non per comprare il frigo, per montarlo lì dove lo voglio io. Quello è un sogno, lì combatterò fino all'ultimo, mi terrò questo di merda, cioè di merda, è un frigo normale, però ho 20 anni, quindi sai, dopo 20 anni non fanno più niente. Forse c'è da provare a capovolgerlo, per carità, sì, però vabbè, per il momento è come non fosse funzionante, almeno d'estate. Dopo d'inverno magari andrà anche bene. E perdo sempre il filo del discorso, accidenti. Ok, poi i prossimi step, dopo avergli fatto vedere il camper vecchio a questa ragazza, è svuotare il mio vecchio. Quindi ti ricordi le prime puntate, no? Che c'era tutto sopra la tavola della cucina. Adesso faremo il contrario, adesso prenderò tutta la roba e la metterò sopra la tavola della cucina. Potrei già trasferirmi il bagno, l'ho pulito tutto, te l'avevo già fatto vedere. Vuoi vederlo un'altra volta? Sicuro? È il cesso del Singano. Va bene, dai. Io so che sei curioso. Allora, la vedi questa maniglietta color oro un po' consumata, ma non è tanto il fatto che è consumato, perché se lo guardi è tenuto molto bene il camper, ma un giorno la vorrò o nera o meglio ancora grigio satinato, quindi con calma da trovarla. Dovrebbe essere in misura standard in teoria, no? In teoria. Allora vedi, metti a fuoco, aspetta. Ecco, vedi, puoi scegliere anche dove mettere a fuoco. Allora, ho tirato tutto a nuovo. Se vedi delle robe lì per terra, quello non è sporco, è semplicemente, diciamo, colore venuto via. Però non ti dico, anche dietro i tubi sono andato dentro dappertutto, dentro al water, non ti dico, l'ho rimesso a nuovo, la fatica che ci ho messo. Idem là, lì ci andava quella roba celestina, non di Alcantara ma di gomma, e a lavare da mia nonna. Lavandino, tutto quanto, anche qua dentro ho rimesso tutto a nuovo, la zanzariera l'avevamo già vista, la doccia, ho fatto tutto a nuovo anche la doccia, il piatto doccia forse adesso è un po' umido perché gli ho dato un'altra rilavata, ma ci siamo, cioè è finito. Manca il tappettino qua per terra che è bruttissimo, però lo tengo momentaneamente, è a lavare da mia nonna, perché vedi che ha una forma strana, trapezoidale, no? Quindi io poi me ne compro quello nuovo, credo che lo prenderò blu, rifarò di nuovo bianco, legno e blu, o forse è meglio marroncino, che devo cambiarmi tutti gli asciugamani. Bianco e marroncino forse è meglio, sai? Sì, forse è meglio, così posso anche pulirmi il culo con gli asciugamani. Beh, e il lato guida, quello non so se te l'avevo detto. Allora, ho tolto i tappettini, non li rimetterò, ho scopato la buona per terra, c'è il grosso, non è perfetto, mentre il cruscotto, che vedi che l'ho rimontato, la parte sinistra e tutto quanto, è tutto perfetto. Oggi ci troviamo un compressore, diamo una ricontrollata alle gomme, che lo zio ha detto, guarda che occhio, secondo me sono scese, quindi insomma spero non ci sia a cambiare subito le gomme, altrimenti vabbè, cambieremo anche le gomme, cazzo devo dirti. E le sospensioni ad aria, vedi, sono tipo a 2, scarso, nel manuale c'era scritto di metterle a 4. Ho lubrificato tutte le braccia del letto a castello, ma questo te l'avevo già detto, te l'avevo anche fatto vedere in teoria, no? E quindi questo sarà il mio letto per stanotte, sacco a pelo e cuscino gonfiabile. Cazzo ci fa sto biscio qua nel mio camper? No beh, era la tana, cioè bisci, nidi di vespe, cacche di topo, di tutto ho trovato, porca puttana. I fili sono tutti a posto, non hanno mangiato niente, cacche di topo c'erano 2 di numero, però insomma fa sempre schifo, ecco dai. Certo che guarda, porca troia. Allora sono col muso, vedi, schiacciato nel cancello, ok?
c'è un bel spiazzale e col culo, guarda, vado praticamente in strada, cioè prendo tutto il marciapiede. Infatti adesso se passerà la polizia mi romperà anche i coglioni, speriamo di no. Pentito della lunghezza, beh, quello già fino, mamma mia, ancora con questi capelli, quello già fin dall'inizio, cioè in anticipo lo sapevo già, io dicevo sempre dove vai con 7 metri, cioè non puoi più far niente con 7 metri, cioè trovi certi tabacchini magari dentro al bar con l'entrata strana, eccetera eccetera, non puoi neanche più andarti a prendere il tabacco, le cartine, per carità, dici ok sì, meglio così non fumi, ok, per carità, però era come esempio, no? Cioè ti fermi un attimo al panificio a prendere il pane, roba del genere, non ci stai nei parcheggi, vai col culo in strada, cioè è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, veramente. Cioè, a me quelli che sono venuti a vedere il camper vecchio, innamorati persi, hanno detto perfetto, pieno di roba e tutto, ma che hanno detto ci penso per la dimensione perché era troppo piccolo, cioè quelli... Cioè no, non voglio dire non hanno capito niente perché è brutto e arrogante, ma nel senso non hanno la minima idea di che pregio sia avere un camper da 5,40 m, cazzo. Per di più vivibile come era il mio, insomma, voglio dire. Cazzo, come pesa la fotocamera qua col Sigma, con l'obiettivo, porca miseria, mi farò 2 braccia. E voilà, dai che ci ciucciamo 2 camper. Lo stabilizzatore che tiene la macchinetta proprio al millimetro, cazzo, forse bisogna metterlo un po' più indietro. Bello, bello Stravia, guarda che roba, e il Zefiro, mamma mia, guarda che musoni, fantastico, cazzo, enormi, 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 fantastico. C'è lo stabilizzatore che sta penando un casino, ogni tanto prende e muore, fammi vedere, no, così sembra che tenga, dai, e boom, eccolo là, è andato in su, appena detto. Purtroppo pesa molto la macchinetta con il nuovo Sigma, accidenti. Ovviamente in parlato non uso il microfono così lo alleggerisco. Guarda camper de Singano, guarda che grande, porca miseria. Boh, via il microfono che tanto non serve niente perché è monodirezionale, quindi quando parlo da dietro si sente da culo. Oh, guarda che roba. Che fico, wow. È bello, tanto bello da vedere. Porca puttana. Col frigo grande, i mobili che piacciono a Singano. Vedi, questo lo permuterei, la dinetta, così è intelligente la dinetta. Questo lo permuterei molto volentieri col mio. Ma molto volentieri. Va che roba. E guarda il letto. Ah, che storia. Sì, la doccia è molto più piccola della mia. Però, vabbè, insomma, è tanto figa, Dio cavolo. Cazzo culo, guarda che letto, guarda, è una camera. Che storia, sì, tanto stretto, cioè vai coi piedi fuori. Ma verrebbe nervoso dormirci qua. Sì, lo vedo veramente tanto stretto. Cazzo è lungo, 1,60 m. Capito che dopo forse si allunga, però, boh. Ma che roba. Va con l'armadio qua a muro, bellissimo. Cacchio, sembra anche bello compatto in confronto del mio. Porca miseria, aspetta, vedo in cosca questo qua che dopo te me domandi. Sonic 700 SC Access.